mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da ferro. Buongiorno. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie a Simone in regia e buongiorno anche ai nostri ospiti. Quest'oggi io sono molto felice di avere, oltre che Max Del Papa, che ringrazio e che saluto, che dovrebbe già essere in collegamento audio-video con noi. Buongiorno Max. Non ti vedo, ma mi assicurano che ci sei. Non ti vedo nel nostro schermo. Dicevo, sono molto felice di avere questa mattina con noi una persona che abbiamo imparato a conoscere tanti anni fa ormai, Doina Coman, che intanto saluto e ringrazio. Buongiorno Doina, ci diamo del tu perché siamo poi diventati amici in seguito a quella conoscenza che nasceva da un fatto del quale parleremo stamani. Esatto, buongiorno a tutti e si può dire ancora buon anno? Si può dire, lo diciamo con tutto il cuore. Allora, Doina Coman era mamma di Christian Provvisionato, la cui vicenda mi è venuta in mente in questi giorni alla luce del fatto che, come tutti sanno, sono stati tutti catturati dalla questione, dalla prigionia di Cecilia Sala, la giornalista che poi è stata liberata dopo 21 giorni di prigionia, giusto appunto, presa in ostaggio in Iran. Allora, mi è venuta in mente e soprattutto me l'ha riportata alla mente la stessa Doina, che ringrazio perché ieri ci siamo sentiti, la vicenda di suo figlio, di Christian Provvisionato, che un bel giorno, anzi un bruttissimo giorno, il 15 agosto se non ricordo male, no? Doina, del 2015, si reca in Mauritania per fare il suo lavoro. Lui era addetto alla sicurezza, cercava di cominciare a lavorare in quel settore, venne chiamato bodyguard, diciamo un po' sbrigativamente la sua professione, comunque addetto alla sicurezza personale delle società e per conto di una società che, tra le altre cose, vende anche software informatici in paesi africani, in quel caso la Mauritania, si reca in quel paese, appunto in Mauritania, il 15 agosto, Ferragosto, il 16 agosto del 2015, per sostituire quello che doveva essere un suo collega sostanzialmente, o comunque un altro addetto di quella società che viene rimpatriato. La brutta storia inizia subito perché in pratica lui viene fatto prigioniero al posto di quell'altro, che noi avevamo anche cercato di contattare, ti ricorderai Doina, no? Sì. Del quale non si è saputo più nulla, no? Poi chiedo a te di fare il punto della situazione e devo dire che della vicenda di Cecilia Sala si sono occupati tutti, no? Dal governo in giù fino a tutti i giornalisti vari, è stata una vicenda portata alla ribalta. Della vicenda di Christian Provvisionato è stato difficile far parlare qualcuno, perché non si è occupato praticamente nessuno. L'altra differenza enorme è che Christian è stato prigioniero per quasi 2 anni, per lunghissimi 21 mesi. Viene liberato soltanto a maggio del 2017, dopo quasi 12 maggio. il 12 maggio del 2017, dopo praticamente 21 mesi di prigionia molto dura. Tra l'altro lui soffriva di diabete e il regime alimentare a cui era forzatamente sottoposto, se vogliamo chiamarlo regime alimentare, lo ha fatto dimagrire terribilmente, no? Sulla nostra pagina Facebook c'è una delle foto di quell'epoca che testimonia, aveva perso 40-45 kg, non mi ricordo, era irriconoscibile anche ai tuoi occhi di madre, no, Doina? Esatto. Ecco, allora, quella vicenda alla fine, poi lascio a te di raccontarci che cosa adesso ne è venuto fuori, perché in realtà è stato difficilissimo e qui voglio ricordare, me l'hai ricordato anche tu giustissimamente, che tra i big dell'informazione e della scena pubblica forse soltanto Fiorello si è esposto in maniera molto molto netta su questa vicenda, ti ha ospitato, ha preso a cuore la questione di Christian. Poi è stato estremamente difficile far passare questa storia all'attenzione pubblica, all'attenzione dei giornalisti. E questa è un'altra enorme differenza rispetto alla vicenda di Cecilia Sala di cui stiamo parlando in questi giorni, no? Come se ci fossero, io mi sono permesso di scriverlo sulla nostra pagina Facebook, cittadini di serie A e cittadini di serie B. E non lo dico per fare del vittimismo facile, ma perché oggettivamente è così, no? Ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B e genitori anche di serie B.
perché quando Christian finalmente riesce ad arrivare a casa, voi vi fanno pagare anche il viaggio per andare a raggiungerlo a Roma e tante altre bassezze delle quali io faticavo a rendermi conto, a credere che poi ci si potesse comportare così. Insomma, io voglio lasciarti subito la parola perché intanto voglio soltanto ricordare quei giorni. Tra l'altro tu sei stata straordinariamente attiva insieme a tuo marito, a Carmine, al papà di Christian, che è rimasto più nell'ombra, ma credo il cui ruolo sia stato altrettanto importante per tener viva e cercare di farlo questa questione. A un certo punto hai anche intrapreso una marcia a piedi verso Roma con quel minimo, di apparato informativo, la maglietta e altre cose, per cercare di interessare qualcuno a questa vicenda. Ti sei messa in cammino verso Roma e poi per fortuna dopo pochi giorni è avvenuta la liberazione. Senti, ti lascio subito la parola, Doina, perché c'è una quantità di cose da dire anche importanti, perché poi alla fine non si è mai saputo perché, o almeno correggimi, non si è mai saputo perché Christian sia stato fatto prigioniero, perché è durata così a lungo questa storia, cosa c'era dietro, perché è stato liberato il soggetto che lui è andato a sostituire e del quale lui era completamente ignaro. Christian non sapeva nulla di tutta questa storia, vendita di software informatici, lui non aveva nessuna competenza in quel settore. È stato mandato là per liberare qualcuno che è tornato in patria e poi ci ha rimesso lui 21 mesi della sua vita. Tu ci hai guadagnato anche una malattia che ti accompagna, no? Credo perennemente. E Sì. la verità è venuta fuori o no dopo tutti questi anni? Ma la verità penso che non verrà mai fuori. Diciamo che sottovoce si sa il motivo, però capisci che prendi una persona che non ha assolutamente competenza in materia e dirgli no, ma devi andare lì, accompagnare una persona, perché visto che ti occupi di sicurezza dovrai parlare, cioè accompagnare una persona a un indiano, fare la sicurezza per questa persona che dovrà parlare, esporre, delle cose a delle autorità governative, eccetera, eccetera. Vabbè, uno dice io so fare questo e vado a fare questo. E poi invece a fine agosto, praticamente dopo 2 settimane, lui è scomparso, nel senso che noi non abbiamo più avuto alcun contatto fino al 23 di dicembre, quando ci arriva una telefonata sua. No, attenzione, allora, da agosto a dicembre voi non sapete niente. Sì. Da agosto a dicembre. Assolutamente, sì. Poi l'altro mio figlio si era dato da fare, anche lui andava in questa società, ma cercheremo, vedremo, faremo. E lui era scomparso praticamente, non si sapeva assolutamente nulla, finché arrivò questa telefonata al 23 di dicembre, dove mi dice ciao, ma e lì capisci che rimani. E da quel momento, insomma, abbiamo incominciato i vari giri di valzer, Farnesina, non Farnesina, quello, quell'altro, eccetera, eccetera. E le autorità ci dicevano, ma sa, la Mauritania è un stato, sovrano, non è che noi possiamo andare lì con la bazooka a fare, a disfare compagnia, vedremo. Io vorrei farla breve perché non voglio stancare chi ci ascolta, finché sono arrivata a dire faccio lo sciopero della fame, il che mio figlio Maurizio mi dice no, non farlo, semmai quello lo farà Christian. Anche io dico va bene, allora vado a piedi a Roma. E cosa ho fatto? Ho scelto la città di Siena. Sì. Io ricordo quando studiavo che mi piaceva tantissimo, e da lì è partito il mio cammino a piedi, anche se qualcuno mi diceva ma dove vai alla tua età? Ho detto ci sono stati i pellegrini, facevano questa strada, farò la strada dei pellegrini, no? Me lo ricordo. Esatto, e lì qualcuno si è interessato, qualcuno meno. Io, anche se nel frattempo cercavo di mettermi in contatto
con tante persone, pochissime, cioè vabbè, quando sentivano il nome dicevano: ah, guardi, la faccio chiamare, parlerà con un mio assistito, quello con l'altro, assistente, pardon, e così. Capivo benissimo che era una situazione che scottava, e ieri ho pensato così, ho detto 21 giorni contro 21 mesi. Certo, io sono contenta per questa signorina che è riuscita a rientrare a casa, posso capire i genitori, ma immaginatevi 21 mesi, cosa vuol dire? I genitori che non riescono, e io chiedevo anche alle autorità, dicevo: ma scusate, almeno una lettera. E 4 mesi all'inizio, e 4 mesi all'inizio senza sapere assolutamente nulla. Senza sapere assolutamente nulla, convinti che ormai non ci fosse neanche più. Allora lui cosa aveva fatto? Aveva chiesto, perché lui si trovava in una caserma, ha detto lì a una persona insomma di rilevanza: se voi non mi fate chiamare a casa io mi ammazzo. Al che capisci che questi avranno detto: beh, forse è il caso. E niente, siamo finalmente, dopo aver saputo che era vivo, a febbraio siamo andati a trovarlo, ma la cosa che fa ridere, almeno fa ridere adesso a me, sì. Ci sono questi avvocati che avevamo nominato, perché bisognava nominare degli avvocati. Avvocati in Mauritania, naturalmente. Avvocati mauritani. Non prima di inviarvi i soldi, perché prima hanno voluto i soldi, e diciamo cachet tipo, che ne so, Londra, New York. Vabbè, arriviamo lì, questi arrivano l'indomani mattina e ci dicono che dobbiamo andare da un notaio a firmare, diciamo, la procura a loro nome. Ok, andiamo lì e io vedo questi documenti scritti in lingua araba, chiedo che siano tradotti prima che io firmo, perché dico: scusi, che cosa firmo? Non so, io sono un interprete. So che una persona prima di apporre una firma dovrebbe anche firmare, no? Cioè avere la traduzione. E mi dice: no, ma è scritto così così. Vabbè, ok, finiamo lì, ci porta davanti all'albergo e io dico a mio marito: non scendere dalla macchina. E incomincio a parlare con loro, uno parlava inglese, e gli dico: io sono venuta qui per vedere mio figlio. Perché lui mi disse: ah, non sappiamo, bisogna vedere se accettano. Ma come? Io sono venuta fino a qua e non devo vedere mio figlio? E gli dico a mio marito: tu non ti muovere. E mio marito richiude la porta della macchina e dico: io dalla macchina non scendo. Se voi non parlate con le autorità o con chi, visto che noi vi abbiamo dato la procura, che io voglio vedere mio figlio. E siamo stati lì un bel po'. Alla fine loro chiamarono qualcuno e mi disse: sì, oggi pomeriggio alle 2:30 potrai vederlo. Ah, ecco, perché dico: dopodomani io vado via. Sì. E siamo andati in questa caserma, ci ha ricevuto questa autorità, così, questo signore. Sì. E entrando in questa stanza qui ho visto c'erano delle sedie, seduto c'era una persona, ma non ho guardato, no? Non le ho dato importanza. E lì mi chiedevo: come devo parlare, francese, inglese, cos'è? E dico: vabbè, incomincio dicendo in inglese buongiorno. E poi sento questa persona seduta che dice: grazie mille per quello che avete fatto per me. Giro la testa e vedo mio figlio. Pensa tu. Riconosciuto dalla voce. Perché io quando l'ho guardato di striscio, ho visto che la persona magra, mal vestito, questi capelli lunghi, tutto così trasandato, ho detto: boh, chissà chi è. Quando ho sentito la voce l'ho riconosciuto. Tu pensa come doveva essere combinato Christian perché nemmeno tu, sua madre, riuscissi a riconoscerlo. Ecco, renditi conto di cosa ha patito e cosa abbiamo patito. Certo. E beh, insomma, a quel momento lì capisci che
cerchi di stare forte, no? Certo, Perché certo. non sei andato lì per piangere, ma sei andato lì per dare supporto a lui e di dire tieni forte, perché nel frattempo dopo gli avevano dato un telefono e lui ci chiamava, tanto è vero che anche tu hai potuto Esatto. parlare in varie occasioni con lui. Esatto. Ma Esatto. questo perché qui dall'Italia continuano a dire no, non c'entriamo niente, è un paese che prende le sue decisioni, poi deve andare in tribunale. Figurati, non è mai andato una volta soltanto, diciamo tra le virgolette, è stato interrogato, ma c'è una proforma così, mai ha avuto un dossier, diciamo, dove poteva essere detto tu hai fatto questo, hai fatto quell'altro, hai fatto quell'altro. Si è capito benissimo che lui era stato preso quello col cerino, no? Certo. E da lì ci hanno detto voi dovete andare a parlare in Italia, a chiedere quello o quell'altro. Io dicevo ma come? Voi lo tenete qui, io devo andare in Italia. Perché le cose non erano chiare, non riuscivi a capire chi aveva ragione e chi aveva torto. E allora poi cosa devo dire? Sono passati mesi e mesi e mesi e lui poverino continuava a dire cosa state facendo, cosa state facendo. Cosa potevo dirgli che stavo facendo? Niente, perché nessuno ti dava una mano, c'erano solo parole e quello Mauritania è stato sovrano e tu non eri sovrano di niente, eri una anima in pena, al che appunto avevano deciso alla fine, io ho deciso contro il parere dell'altro mio figlio che sarei andata a piedi a Roma da sola e così è stato. Sono partita il 21 aprile del 2017 da sola. Adesso se tu me lo dici direi ma come ha fatto? Perché ho attraversato, vabbè, oltre le crete senesi che bellissime eccetera eccetera, ma ho passato boschi, fiumi, cioè perché ero a piedi, no? Sì, sì, sì. Ma in quel momento non pensavo a nulla. Non pensavo né che ci sarebbe stato qualcuno che mi avrebbe fatto del male o che mi sarebbe successo del male. Io avevo in testa di andare a Roma. Le autorità mi dissero, ma signora, ma lei non pensa che può venire alla Farnesina come se va da un privato, sono al campanello, dice, sono qui. E ho detto, no, io ho 2 bandiere, una di 4 metri, l'altra di 8. Vengo, li metto sul suolo pubblico, ho detto, davanti alla Farnesina e lì aspetterò una vostra risposta. Al che mi sono fermata al 24 perché il 25 di aprile è la festa della libertà e allora niente, mi chiamarono, dovrebbe venire perché io il 26 dovevo andare alla trasmissione di Magali perché avrei dovuto parlare e raccontare per la seconda volta e dice mi dispiace però il ministro non ha tempo da perdere né per lei né per me. Il ministro era allora Gentiloni, giusto? Il ministro mi vuole parlare, capito? Il ministro degli esteri Doina era Gentiloni, se non sbaglio, no? No, era Alfano. Era già Alfano? Ah sì, perché all'epoca siamo al governo. Era con Renzi, di Matteo col Renzi. governo precedente. Quando fu rapito, quando fu preso in prigionia Christian, c'era il governo Renzi, ministro degli esteri Gentiloni. Poi diventa premier e poi diventa premier, esatto. Il ministro degli esteri è Alfano. Sì, prima di questo io siccome appunto ero andata alla Farnesina perché in dicembre, cos'era dicembre 2000, adesso non ricordo se era 2016, 16, sì. Perché 2015 l'abbiamo appena sentita, all'inizio di dicembre ogni anno c'è alla Farnesina la conferenza sull'immigrazione, su
diciamo tutto quello che accade nel mondo, e come interprete ero invitata dalla presidente della mia associazione, e quando prima che sono entrata in questa sala di udienze, prima che arrivasse Gentiloni, mi sono vista accerchiare dei carabinieri, perché probabilmente si era sparsa la voce, ma io non avevo alcunissima intenzione di andare lì a fare spettacolo, figure e tutto il resto, perché tutti questi 21 mesi penso che siamo stati persone a modo, con dignità. Assolutamente. Questo è poco ma sicuro. Scusami? No, dico, questo è poco ma sicuro che avete avuto una grandissima dignità. Ed ecco, cioè lì in quel momento lì mi sono visto accerchiare e ho immaginato subito, ho capito subito che, perché io avevo avvisato le autorità che sarei andato in questa conferenza, e tra l'altro avevo anche parlato con una persona delle autorità, eccetera, dopo la conferenza. Però tu dici, ma come si fa? Cioè, un italiano, ho chiesto 10, 100, 1000 volte dicendo, ma è un cittadino italiano e non ha fatto niente, non è accusato di nulla, non ha combinato nulla di male né in Italia né altrove, è una persona pulita, è stata mandata lì dal suo datore di lavoro. Sì. Ho detto, a me se un'agenzia mi chiama, mi dice vai a fare interpretariato in quel tal posto, vado lì, certo, e invece di fare interpretariato mi trovo chiusa, cioè, di chi è la colpa? Risposta? Risposta? Risposta niente, e finché non siamo arrivati a questo benedetto incontro con il ministro. Con Alfano. Sì, con Alfano, per carità, persona affabile. Io sono 1,60 m, lui è quasi 2 metri. È chiaro che mi guardava dall'alto in basso, io altrettanto guardavo dal basso in alto. Lui mi disse, io sono padre di famiglia. E io gli ho detto, io sono madre di famiglia e lei mi porta a casa mio figlio. E in quel momento, dopo, vabbè, siamo stati lì a discutere un po', a parlare, eccetera, eccetera. Quando lui mi disse che avrei dovuto tenere un profilo basso, eccetera, eccetera, lì mi è venuto un mezzo pensiero che poteva accadere qualcosa di positivo, no? Sì. Perché ormai Christian era, dal 1° di maggio, stava facendo lo sciopero della fame. Già. E i funzionari della Farnesina mi hanno detto, ma lei come madre dovrebbe chiedere a lui di non fare una cosa del genere. E io gli ho detto, no, lo deve fare, perché dico, nessuno si interessa. E dico, io sono pronta ad andare a piedi anche fino là in Mauritania, non mi ferma più niente. E lì poi appunto si è sbloccata la situazione, ma è chiaro che loro hanno venduto delle apparecchiature, sì, diciamo, per intercettazioni, sì, eccetera, eccetera, non dando, come si dice, io ti do la macchina ma non ti do la chiave e tu non puoi mettere la macchina in moto, no? Sì, sì, sì. E allora di questa cosa Christian non sapeva. Hanno mandato lì uno che non c'entrava niente, ecco, che tanto anche se restava lì. E non ne sapeva nulla. E non sapeva nulla di questa roba, di questo affare qua. Non sapeva assolutamente nulla, era ignaro di tutto. E tu gli dai anche la dieta del prigioniero, riso tutti i giorni, e dove lo vuoi portare? Capisci? Allora, da quando siamo riusciti ad avere contatto con lui, perché non c'è neanche un'ambasciata, adesso probabilmente l'apriranno o non so, un consolato, riuscivamo a inviargli generi alimentari e praticamente ogni mese 1.000, 1.500, 1.800 certo, euro perché qualcosa di decente, qualcosa di appropriato da mangiare per lui, diabetico, glielo mandavate voi da qua, a vostre spese naturalmente. Esatto. E più delle volte dovevamo anche continuare a chiedere, perché ci risultava che il pacco era arrivato a destinazione ma non consegnato, e allora continuavi a
telefonate, non telefonate, vabbè. Tutto questo in forma totalmente privata, cioè lo facevate voi e basta. Chiaro? Tutto privato, senza l'aiuto di nessuno, senza diciamo qualcuno che ti desse una pacca sulle spalle e dicesse dai fai, allora, vedrai Doina, che c'è anche il collega e l'amico Max del Papa che ci sta ascoltando. Io tra poco gli lascio la parola perché so che ha delle cose da dire. Piacere, perché mi spiace che non l'ho sentito, non l'ho conosciuto allora, perché magari l'avrei chiamato. Guarda, saremmo stati della stessa partita assolutamente. Io volevo chiederti alcune cose anch'io, però adesso lascio la parola a Max, che prego di intervenire anche in questa nostra ricostruzione. Poi di alcune cose te le vorrei chiedere perché ci sono cose che vanno precisate a beneficio di tutti. Max? Ma intanto vorrei salutare Doina, dire che in un modo o nell'altro alla fine vedi che ci siamo incontrati, ci siamo incrociati. Tardi magari, ma grazie all'amico Giulio. E quindi ti mando un abbraccio postumo e retrospettivo insieme. Ma io sentivo questo racconto e insomma ci sono tante cose che mi venivano in mente. Una l'ha già detta tu, cioè anche tra i rapiti, i sequestrati ci sono i figli di quelli di seconda via, ci sono i figli di e i figli di nessuno. Ci sono i figli del sistema mediatico, quelli con i genitori amici dei ministri, eccetera, e poi ci sono i figli di questa povera Crista che alla fine ha dovuto veramente affidarsi, mettersi nelle mani di Cristo lei e mettersi a fare il pellegrinaggio. Un altro po' doveva fare il cammino di Santiago di Compostela da sola. Io devo dire una cosa, sono molto critico con l'operato di Giorgia Meloni come capo del governo. Secondo me sta facendo molto poco, però bisogna dare atto che questa roba l'ha risolta lei. Perché lo dico? Non per la banalità che sappiamo tutti, ma perché ne accennavate voi. Sì. Noi abbiamo purtroppo una sciagurata tradizione di ministri degli esteri, che sono una figura importante, che sembrano quelli messi lì per ultimi. Cioè, il ministro degli esteri, voi prima parlavate di Gentiloni all'epoca, poi è subentrato Alfano, ma se non sbaglio, con Renzi, prima il ministro che prima di Gentiloni era la Mogherini. Sì, esatto. Che poi sarà ministro in Iran velata. Lei, abbiamo scritto. La Mogherini, dico. E dopo è subentrato nel 2017 c'era Di Maio ministro degli esteri. Vedo? E l'hanno mandato nel Golfo, Draghi l'ha mandato nel Golfo dopo a far cosa non sa. Di Maio, cioè, secondo voi un paese democratico, europeo, occidentale c'ha questi ministri? Adesso qui c'era Tajani che non conta niente, non è servito a niente, anche se era amico del padre di Cecilia. Io la chiamo Cecilia perché a forza di sentirla nominare dei TG romani è diventata Cecilia. Max, ti devo chiedere 30 secondi di pausa, una nostra pausa tecnica, poi riprendiamo subito. Va bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo, olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo.
6 bottiglie da litro di olio Cerbis d'olio novello straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre a gala. Allora, torniamo in onda con Max Del Papa, con Doina Coman, alla quale poi volevo fare alcune domande, Doina, perché queste domande si impongono, no? Però Max, ti lascio la parola, perché stavi facendo un ragionamento anche politico, mediatico, ostaggi di serie A, prigionieri di serie B, Sì, i figli del popolo che devono fare una fatica tremenda per far raccontare la loro storia, per interessare le istituzioni, perché la storia che ci ha raccontato Doina è quella potrebbe essere la mia e la tua, perché se io e lei o te ci fossimo quello trovati sì. nella sua situazione avremmo dovuto fare una fatica terrificante per far parlare di un cittadino italiano, che anche lui è un cittadino italiano. Allora perché ci sono cittadini italiani di serie A e di serie B? Tanto a me se mi rapiscono mi lasciano là. Penso che subentra subito un movimento d'opinione per dire no, levatecelo dalle palle. Non mi faccio nessuna. Ci sono i cittadini figli di e figli di nessuno, preferisco dire io, perché questa è l'Italia. È sempre stata così. Cioè, fin dai tempi di Trilussa, oppure fin dai tempi di... Mi dici chi vuoi, di Dante. La domanda è sempre chi conosci. Non è chi sei, chi conosci. A Roma è uno stile di vita. Però tu stavi conosci. stavi parlando di Meloni, Max, chiudiamo il discorso. Sì, Meloni. Perché in Meloni effetti io stavo proiettando, quando tu parlavi di Giorgia Meloni, l'immagine. Se Matteo Renzi o Gentiloni fossero volati là in Mauritania, magari qualcosa succedeva. Magari, ma Matteo Renzi non le chiacchiera. Scusa, si è messo in mezzo anche in questa storia, poi Doina, è stato schiaffeggiato. Doina, stavi dicendo qualcosa, Doina? No, io volevo dire, ho chiesto più di una volta che il signor Matteo Renzi avesse il piacere di incontrarmi, ma non mi ha mai risposto, mai. Cioè, io dico, sì, è vero, come dice Max Del Papa, figli di nessuno, perché esatto, siamo figli di un Dio minore, ma permettere a una madre di andare lì e dire: signor primo ministro, ma cosa ha fatto mio figlio? Perché magari io non lo so. Ma mi dica lei che cosa ha fatto mio figlio. Niente, tutti hanno taciuto. Prego, scusatemi. No, Max, finisci il discorso, poi no, io volevo... ma dico, Doina, Renzi c'aveva da fare. Tanto c'aveva da guardarsi allo specchio. C'aveva da sabotarsi da solo, c'aveva da fare la Leopolda, cioè non si può pretendere, no? Che si occupi anche di uno che sta in Mauritania. Quello stava là a guardarsi come Narciso nello specchietto e poi si faceva i dispetti. No, allora, la Meloni ha fatto l'unica cosa che poteva fare una persona responsabile, ha pigliato, è andata là, ha negoziato con Trump, ha risolto tutto come aveva risolto il caso di Chico Forti, perché non è la prima persona che riscatta. E qui vengo al punto che a me preme, cioè ci sono sequestrati che non contano un cazzo e non ne ricordiamo neanche la faccia. Poi ci sono dei sequestrati, cioè la questione è sempre mediatica, è sempre spettacolare. E la politica è funzione dello spettacolo. Ancora una volta. Io ce l'ho sto pallino, ma non è Guy Debord, è peggio. Cioè, va bene tutto quello che... Allora, Chico Forti aveva questa aura da possibile omicidio, è stato condannato in omicidio, quindi c'era il torbido, c'era il misterio, c'era tipo la serie TV da riscattare. Quest'altra, vabbè, è una podcaster, è caruccia, assomiglia a Belen, Cecilia, è scesa dall'aereo, ha fatto sta corsa verso il fidanzato, Sean, pareva di vedere Giuratesta con Morricone. Io adesso, naturalmente, siamo tutti felici che tutto è bene quel che finisce bene, per carità, sia lode alla Meloni, sia lode a Cecilia, però sono anche molto rassegnato perché so già, e lo vediamo, no? Che è cominciato subito la sanremizzazione.
questa che se mangiava, che E ne so, invece, Doina, come andò con la liberazione di Christian? Raccontiamolo, perché lì non ci fu nessuna sanremizzazione o spettacolarizzazione o mediatizzazione. Anzi, no. tutto in silenzio, tutto Sì, sotto traccia e sempre a prima spese di... vostre. Esatto, aspetta, prima di questo ti volevo dire un'altra cosa, Sì. perché sì, io ho seguito e ripeto, come madre mi dispiace perché questa ragazza è ovvio, poteva essere mia figlia o qualcosa. Allora, e quando ho sentito che lei ha detto che dormiva per terra, che non aveva gli gli occhiali e tutto il resto, allora volevo dirti come dormiva Christian. Dormiva insieme ai topi, ai scarafaggi, ai quali lui ha dato dei nomi. No? Ecco, allora sai, lui dormiva in Grand Hotel. Allora, la liberazione, io devo dire grazie ai Ross che ci hanno avvisato e ci hanno anche tenuto il treno a Milano per un paio di minuti in modo che noi potessimo arrivare, perché hanno fatto di tutto che noi non potevamo arrivare anche noi a Ciampino a riabbracciarlo, no? Perché hanno fatto di tutto per evitare che voi arrivaste a Ciampino? In che senso? Perché probabilmente, sai, se magari qualche giornalista gli veniva in mente di seguire, di fare qualche ripresa, qualcosa, che ne sai tu? Allora è meglio. Allora, ascolta, Doina, tardi. io capisco che uno dica state tranquilli nelle ore precedenti la liberazione, ma quando Christian torna in Italia, perché voi non dovevate arrivare ad abbracciarlo subito? Perché non si doveva parlare di niente? Perché dovevamo stare tutti zitti? Perché lo so anch'io, non lo so, non te lo so dire, perché noi siamo arrivati un'ora più tardi ed erano anche preoccupati che appunto non andassimo a Ciampino, con che cosa venite e non venite, insomma noi ci siamo abbracciati per strada vicino alla stazione Termini, vicino all'hotel. Attenzione, non è che il Ministero degli Esteri o chi altre autorità e istituzioni vi portano lì, vi fanno arrivare a Roma, fanno il contrario, no, fanno mi di tutto per... tutto da solo, ci siamo pagati tutti da solo. Anzi, ci hanno prenotato, perché io ho detto no, avevo un hotel dove io andavo anche per via del lavoro o anche in questi 2 anni che frequentavo Roma, dove fortunatamente riuscivo a pagare 67-70 euro a notte, discreto, vicino al Quirinale. Sì. No, vi prenotiamo noi l'hotel, va bene. 200 euro la stanza, abbiamo pagato 400 euro la stanza. L'avete pagata voi. Ma tu immaginati Doina la scena di questo ragazzo di Christian, che per me è diventato un fratello dopo questa vicenda, che torna dopo 21 mesi di prigionia e si trova buttato lì a Roma come un pacco postale, senza neanche i genitori, senza amici, perché hanno fatto di tutto per evitare che gli arrivassero ad abbracciarlo. Ma ti rendi conto che roba è? L'hanno preso in consegna loro e ce l'hanno consegnato lì su, appunto, nelle vicinanze di questo hotel che non mi ricordo il nome neanche. Sì, ma perché voi siete riusciti ad arrivare? Perché nelle intenzioni di questi qua voi non dovevate nemmeno arrivare lì. Esatto. Devo dare atto che mentre era sul Falcon l'hanno fatto fare una doccia. Pensa un po'. Gli hanno dato una camicia, un paio di pantaloni di qualcuno che era lì, che sono andati a prenderlo e attraverso appunto Amendola lui mi ha chiamato, mi ha detto ehi, vengo a casa. Senti, volevo dirti un paio di cose, poi lascio subito la parola ancora a Max del Papa. Primo, la società che lo ha mandato lì, che è stata all'origine di tutta questa storia, come si è comportata durante, prima e dopo questa storia? Primo, il mondo dell'informazione, tu che cosa ne hai ricavato da tutta questa vicenda, il rapporto con i giornalisti? Alcune eccezioni ci sono state, no? Ci sono stati, sì, ma se dopo mi dai il permesso faccio anch'io come quello, voglio salutare a casa. Certo, certamente. Voglio fare dei nomi dopo. Assolutamente. La società si è sempre, sì, tranne quella volta che io ricordo che
mio figlio era rientrato anche lui dal lavoro e l'altro mio figlio, no? Andava giornalmente ad avere questi meeting con loro e un giorno lui disse vorrei portare mia mamma e mio papà a far vedere che insomma si sta lavorando, si sta cercando, ma parliamo proprio dell'inizio, diciamo, presumo che fosse il mese di settembre, così. E siamo andati lì e loro hanno detto no, ma non c'è, e noi cercheremo di fare il possibile. C'era lì un signore che probabilmente, presumo che fosse dei servizi, che ha detto sì, no, ma abbiamo avuto solo un caso nel Mali, ma poi l'abbiamo portato a casa. Quello che io ricordo da allora, perché credimi, tante cose cerco di mettermi immagino. Ecco, mi sono fatto, diciamo, immaginario un cestino dove butto là. E loro tranquillamente, no, non sa mai cosa è successo, perché è successo e compagnia, e poi da quel momento sono assolutamente scomparsi. Erano andati sia a Roma insieme alla Farnesina, insieme a mio figlio Maurizio, hanno parlato lì i primi tempi giusto per prendere degli accordi, eccetera eccetera, e poi dopo addirittura dovevano ancora dare dei compensi a Christian, ma tanto è finito tutto in cavalleria, beneficenza. E noi no, assolutamente non ho mai avuto alcun legame, neanche una telefonata di quanto mai dire, perché possiamo dire, perché... Doina, una cosa, che questa società l'ha mandato là sapendo cosa lo mandava a fare, cioè a fare il prigioniero al posto di quell'altro che è tornato indietro. Ma sì, si è capito, quando io l'ho capito ho alzato io, come si dice, come madre, che per 2 anni non ho dormito di notte perché avevo questi nanetti nella testa che giravano. Ho capito io che dovevo alzare l'asticella, perché sennò a casa non tornava più di sicuro. È quello il punto, no? Perché in mezzo c'erano i servizi segreti, c'era la compravendita di materiale, software per spionaggio, eccetera, eccetera, che inevitabilmente comporta quel livello lì di potere occulto. Però un potere occulto al quale si è associato il potere in chiaro, quello del governo e delle istituzioni. E questa è la cosa oscena di questa storia, schifosa, se mi permetti. Ma perché lì dovevano tenere loro il profilo basso e dire che loro non c'entrano niente, perché sennò avrebbero ammesso, capisci? Ammettevano che c'era di mezzo. Ecco, però, apriamo il capitolo giornalisti, Doina, rapporto con l'informazione. Perché questa storia ha fatto così fatica a venire fuori? E ci hai dovuto mettere anche lì il corpo e l'anima? Secondo me, perché nell'ambiente alla fine si capiva e si è capito che questo ragazzo era stato inviato lì per tenere il cerino in mano, e io posso dire che Enrico Fovana, con il quale ricordo che ero a Roma, il giorno. Ho letto il giornale e ho visto che c'era, neanche lui conosceva bene la situazione e tutto il resto, ho visto delle imprecisazioni, delle cose. Ok, io ho chiamato la redazione, poverino, l'ho affrontato con cattiveria, dico. Perché ho detto, ma scusi, ma mio figlio non capisce niente di internet, di apparecchiature, quello quell'altro, ma che cosa scrive? Ecco, siamo diventati amici, diciamo amici, perché si è reso conto anche lui. Poi a Roma c'era un'altra giornalista, la Silvia Mancinelli, che ha scritto di tutto di Oni, e anche la Farnesina l'aveva proprio banata di brutto, e lei ha detto: cosa devo fare? Devo dire che fanno bene quello che stanno facendo. E Fiorello è stato Fiorello, come te, Giulio, perché non posso dire, siete stati 2 persone che non avete avuto timore di niente, di nessuno, perché era così, era da fare così. No, poi la cosa che tu hai ricordato prima, prima è che appunto a un certo punto i carcerieri e le autorità governative della Mauritania mettono in mano a Christian un bel cellulare, un telefono,
Per cui c'era l'assurdo che noi lo sentivamo, lo chiamavamo anche qui in radio in diretta, no, Christian, Sì, per parlare. sì. Ed era evidente che Esatto. quello era un modo per dire, allora Italia svegliati, no? Questo qui non c'entra Esatto. nulla, gli mettiamo in mano perfino il telefono, Italia svegliati. Ce n'è voluto per far svegliare sta Italia, eh? Se non c'eri di mezzo tu col tuo corpo, con la tua marcia, con la tua volontà incredibile, sarebbe finita male, come hai detto tu prima. Sì, ma perché niente, non c'era alcun interesse, ti giuro, avevo trovato diciamo un aiuto anche nell'onorevole Mario Mantovani, che con lui abbiamo detto alla fine, dico, io ho chiesto a lui se gentilmente mi poteva accompagnare a Bruxelles, perché dico, tu sei la chiave per entrare, per dire, no? Sì. E io vado lì a Bruxelles, questi mi guardano e dicono, ma tu chi sei, cosa vuoi, no? E niente, perché la maggior parte è tutto un silenzio, tutto... come fai a darli? Cioè tu lo tieni lì, è vero che non era in una cella, tra l'altro lui poteva stare in mezzo a tutti i militari lì perché era una caserma di antiterrorismo, ma capirai, lì parlava uno o due parlavano inglese, il resto solo arabo. Quando noi siamo andati giù a febbraio, le abbiamo portato una valigia piena di libri da leggere che le avrà letto 3 o 4 volte l'uno per passare il tempo, capisci? Certo. Cioè, tu sei lì perché lui diceva guardo tutto il giorno il soffitto, sì, poteva uscire, poteva fare i suoi giri, faceva un po' di movimento, ma tu capisci, una persona che è deperita, che ha perso tutti quei chili lì, che è l'ombra di se stesso, ma cosa li vuoi fare correre? E niente, e questo è stato perché c'è stata la Federica Sciarelli, che è stata un'altra che ci ha dato una mano, visibilità, e un'altra persona che tanto si è dato da fare attraverso appunto poi la trasmissione di Magali, che era Maria Antonietta Pina, era ed è, perché è rimasta anche lei una mia amica, una cara persona, madre di famiglia anche lei, che ha capito bene cosa accadeva. Sì. Però nessuno poteva dirlo apertamente, no? Ecco, poi c'è un ultimo capitolo di questa vicenda, ce ne sono tanti ancora, però dopo, a seguito della liberazione, naturalmente voi chiedete giustizia, no? Fate delle cause per sapere cosa è successo. Com'è andata? Sì. Com'è andata? È andato che abbiamo avuto una pacca sulle spalle, ci hanno detto di andare a casa, di fare i bravini e basta. Praticamente tutte le indagini archiviate, giusto? Sì, indagini chiuse. Pensa che quando noi avevamo raccolto un bel po' di materiale, avevamo portato tutto il resto al pubblico ministero da allora, chi lo sa questo materiale che fine aveva fatto, non fatto. E poi dopo fortunatamente con l'aiuto dei ROS abbiamo ricostruito un po' tutto di nuovo perché questo ragazzo non aveva fatto nulla. E c'era qualcuno che mi diceva ma tu come fai a sapere? Ho detto io come faccio a sapere? Lo so non perché sono madre, perché se avesse fatto qualcosa davvero mettevo la testa sotto la sabbia e stavo zitta, perché anche nel mio ambiente di interpretariato, anche in tribunale dicevano che mio figlio l'hanno preso con la droga. Capisci? Sì. Allora dico, prima di parlare, di buttare del fango sulle persone, perché io ho sempre avuto coraggio e ho coraggio anche oggi di guardare le persone in faccia. Io non ho mai abbassato la testa e non la abbasserò mai. Perché è stata una persona innocente tenuta 21 mesi contro i 21 giorni, pochissimi hanno parlato di lui, qualche telegiornale di sfuggita e basta. E quando tu dicevi a qualcuno che diceva come mai non ti vedo, di cui non ti vedo per il lavoro, tutto il resto, ma diceva ma non ho mai sentito. E perché? Appunto. Perché io ieri, da ieri mattina e fino a ieri sera a tarda notte quasi non ho sentito che questo nome qua, com'è che si chiama? Max del Papa? Cecilia Sala? Cecilia. Ecco. Cecilia Bologna. Ma niente, siamo rientrati a casa
bastonati, devo dire, perché ci sarebbero delle altre parole da dire, ma non diciamolo. E così siamo rimasti. Poi dopo un po' di mesi Christian cercava il lavoro, sì, lo chiamavano, facevano i colloqui e dopo un po' gli diceva ci dispiace, purtroppo non c'è stato un fraintendimento e il posto l'ha preso un'altra persona. Tu dici che lì nessuno ha fatto niente per impedire? Perché io sapevo che avevo il telefono sotto controllo, tutto il resto, mi arrivavano anche i link e tutto il resto, e così quando io ho detto a qualcuno mi ha detto che c'è le visioni, ho detto meno male che c'è le visioni, almeno dico divento Madonna, non so. Allora, Doina, abbiamo pochi minuti ancora. Se qualcuno vuole intervenire, perché all'epoca questa vicenda qui la trattammo dettagliatamente, no? Ci collegavamo con Christian, ne abbiamo parlato a lungo fino alla fine. Qualcuno se vuole intervenire può farlo allo 02 92 94 7222, brevi gli interventi mi raccomando, 02 92 94 7222, però Max, ti lascio la parola ancora per tirare un po' le somme, perché questa vicenda qui oltretutto rimane. Allora, Doina, suo Carmine, noi tutti sappiamo bene o male come sono andate le cose nella sostanza, ma formalmente giustizia non si può fare. Questo è il punto. Ma insisto, cioè bisogna farsene una ragione. Va bene, qui dietro c'era l'intrigo, la tecnologia, questo è stato sicuramente messo in mezzo, eccetera. Però non fregava niente a nessuno alla fine, nel senso, vabbè, la teniamo sotto traccia la Mauritania. Invece la faccenda di Cecilia era molto più ghiotta, cioè si poteva molto più usare, strumentalizzare. Non è che in questo caso ci sia meno torbido. Cioè, anche lì c'è uno che sicuramente ha dei segreti tecnologici e militari. Non è che Trump, sì, d'accordo, la Meloni ha fatto il suo, è stata brava, però non è che Trump ha sbloccato la situazione, ci ha messo i soldi, ci ha messo c'è intervenuto lui, che tra l'altro non è ancora in carica, peraltro. Così, per pietà. Questo per prima cosa vuole i segreti che quello, come si chiama, Abedini, tiene con sé. E poi ha preteso un ponte verso la Siria, insomma c'è un casino geostrategico, militare, spionistico che non finisce più. Però si poteva utilizzare, perché questo Christian politicamente non esisteva, l'abbiamo detto fino adesso, invece questa sta dentro il sistema. Questa Cecilia scrive su giornali di sinistra, però il padre è uno amico di Tajani di destra, è una famiglia che conta, importante, e poi è telegenica, si presta. Cioè io non ce lo vedo Christian anonimo che corre lungo la passerella dell'aeroporto, invece lei sì. Certo che lì a Ciampino nei confronti di questo ci doveva andare nessuno, e invece nei confronti di questa c'è stata una gran festa, no? Ma era tutto, bisogna capire, era tutto coreografico, era tutto prestabilito. Tu scendi, fai la corsa, ti voglio bene. Io te la dico, io te la butto là, te la dico anche a chi ci ascolta. Questa fra meno di un mese si fa a Sanremo. Allora Max, abbiamo una telefonata in coda, pochi minuti, 02 92 94 7222. Pronto? Dino dalla provincia di Brescia, buongiorno a tutti. Buongiorno Dino. Un grande abbraccio alla mamma di Christian e al grande Max del Papa, veramente vi stimo tutti. Io da ieri continuo a vedere programmi, interviste, eccetera. Non ho sentito nessuno che ha parlato come state parlando adesso voi del caso di questa eroina Trapici. No? E ho mandato un messaggio, un link a Radio Libertà un'oretta fa, dove si parla di quello che è questa eroina. Quando parlava a proposito dei due Marò in India, no? Che dovevano rimanere lì e marcire in galera in India, e poi anche di quello che parlava a proposito contro i Novax. Ecco, solamente questo qui, se avete opportunità di leggerlo, comunque grande risalto, ma solo sì, ma lo sappiamo. Radio Libertà. Allora, grazie Dino, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Caro Gianni. Un abbraccio alla signora Doina. Sono arrivato da poco a casa, ma ho capito, diciamo così, la solita farsa italiana. Questa sua situazione di suo figlio Christian mi fa venire in mente Andrea Costantino, che la vigilia di Natale di qualche anno fa, come ti ricorderai bene, è stato liberato, e anche lì il silenzio più assoluto, tutti che se ne fregavano, escluso un po' forse la Lega. Ma è una cosa vergognosa e dà la stura del paese che siamo, un paese proprio di ipocriti. Un saluto, un abbraccio. Grazie Gianni. Doina, io ti voglio ringraziare personalmente perché hai riaperto un capitolo, come dicevi tu, che è anche doloroso, no? Che per buona parte è finito in un cestino, come dicevi tu prima. Tanta roba l'hai buttata via, perché se no non vivi più. Per salute, per igiene mentale, spirituale, psicologica, tanta roba la devi eliminare e te ne fai una ragione per forza. Adesso, per fortuna, Christian con molta fatica sta lavorando, ha fatto tutto con le sue mani, con le vostre mani tutto avete fatto. Avete fatto tutto costruendovelo voi, non vi ha aiutato nessuno e questo va a vostro merito e a vostra dignità. Così non dovete dire grazie a nessuno, intanto, no? Però c'è da dire, no, e questo è un aspetto, però c'è un aspetto che veramente stride, no? È quello di cui abbiamo parlato stamattina. Veramente ci sono i figli di nessuno e i figli invece di quelli che contano. Questo ma non me ne frega niente nel caso specifico e non stiamo facendo i confronti così per caso. Forse uno dirà bella scoperta, da sempre, no Max, esistono i figli di qualcuno e i figli di nessuno, però questa storia qui ce lo ricorda in maniera molto efficace, molto plastica. E quindi io ringrazio davvero Doina perché ha riaperto anche un capitolo difficile, duro, drammatico, superato con grandissima dignità. A questo punto, Doina, noi rimaniamo amici, questo è stato un altro degli aspetti molto positivi di questa vicenda, abbiamo imparato a conoscerci. E, c'è un nuovo amico, Max, che è con noi. Sì. Ci troveremo un giorno, non tanto in là, così ci raccontiamo qualcosa di simpatico anche, magari appena Christian torna. E dispiacermi che non l'ho conosciuto allora perché magari qualche parola in più lui l'avrebbe detta. Sicuramente. Allora, io ringrazio Doina Coman, la mamma di Christian Provvisionato. Se voi cercate anche su Google, magari siete arrivati adesso, vi potete documentare, molti se lo ricorderanno, perché la cosa incredibile era che noi ci collegavamo per telefono e parlavamo con lui, no? E il silenzio intorno continuava, era una cosa stridente, un pugno nello stomaco ogni volta. Allora Max, ti lascio proprio la parola per concludere e ti ringrazio anche, è stata una puntata un po' particolare ma credo utile di Autodafè. Io mi ricollego a quello che hai detto tu, cioè tu potevi parlare di questa situazione grottesca con un prigioniero in Mauritania ma nessuno se ne accorgeva, tra virgolette. Dove non c'è l'informazione, e si parla di 10 anni fa, attenzione, nel frattempo la cosa è molto peggiorata. Dove non c'è l'informazione spettacolo, le cose non esistono. È l'albero che cade nella foresta dove non c'è nessuno. Sta tutto lì. E purtroppo bisogna essere nati bene, belli, alla faccia giusta e telegenici, se no non ti salvi. Saluto Luciana da Muggio. Mi è andata male. Accontentiamoci, lo so. Grazie. È andata male, ma è già un miracolo che te lo sei potuto riabbracciare. Allora. Sì, davvero. Grazie a Doina Coman, grazie a Max Del Papa, un saluto anche a Luciana da Muggio che ci ha mandato un messaggio, ci abbraccia e abbraccia te Doina, da mamma, anche lei Luciana. Grazie mille. Allora, grazie a tutti, buona mattina, buona prosecuzione di ascolto. Grazie mille, buona giornata. Ciao Max. Avete ascoltato Autodafè. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce